Lunedì si rientra a scuola, l'anno si apre nell'incertezza degli organici, molte le strutture che sono state ristrutturate e rinnovate per accogliere gli studenti del Tigullio. Chiavari presenta un patto educativo sportivo, dibattito e approfondimento sulle cause dell'abbandono di molti giovani, sottolineata l'importanza degli allenatori e la carenza di strutture. Non convince il depuratore nella zona della colmata di Chiavari, a ridosso della scogliera, le perplessità del comitato Giù le mani dal fiume Entella che ha scritto all'Ato e alla Regione Liguria. La festa di fine estate della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo ha animato il lungomare, al centro il desiderio di aprire le porte della chiesa e organizzare un evento nella città e per la città. Una nuova sede per la Società Operaia Cattolica Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, inaugurati i locali che si trovano accanto alla cattedrale. Calcio, altri 3 punti per la Virtus Entella, al comunale i biancocelesti hanno battuto 1-0 il Frosinone, decisivo il gol su rigore di Mancosu, nel recupero Entella a punteggio pieno in vetta alla classifica. Conclusi i corsi di vela estivi dello Yacht Club di Chiavari, con settembre torna la Coppa Giorgio e Lella Gavino, prima tappa del campionato vela d'autunno. Buonasera a tutti e ben ritrovati a Tigullio oggi. Dunque siamo ormai a poche ore dall'inizio dell'anno scolastico che si presenta nel segno dell'incertezza sul fronte degli organici. Sul fronte invece strutturale le amministrazioni in questi giorni hanno verificato il buon esito degli interventi di manutenzione che sono stati realizzati in diversi istituti scolastici del nostro comprensorio. Istituti dunque che si apprestano ad accogliere gli studenti al suono della prima campanella lunedì mattina. Vediamo. Lunedì il ritorno tra i banchi per centinaia di studenti alle prese, chi con un debutto, chi con la continuazione del corso di studi, sempre affascinante ma anche faticoso. Se dal punto di vista degli organici ci sono ancora numerose mancanze da colmare, sotto il profilo delle strutture l'anno 2019-2020 sembra partire sotto i migliori auspici. A Sestri Levante gli alunni di via Val di Canepa troveranno una palestra completamente rinnovata con un investimento di circa 65.000 euro. Rifatta l'area verde della scuola materna di via Lombardia, terminata la realizzazione di un nuovo bagno completamente accessibile per gli alunni della scuola di Santa Vittoria, garantiti 4 rientri pomeridiani settimanali per gli alunni della scuola Umberto I. Spazi ampliati e rinnovati per il centro di cottura nella mensa comunale di via Lombardia, che verrà inaugurata la settimana prossima. Anche Santa Margherita Ligure è pronta ad accogliere gli allievi nelle strutture cittadine. L'intervento più articolato ha riguardato l'asilo di via Madonnetta, adeguato alle normative di sicurezza. Chiuso il cantiere di lavori alle scuole Scarsella Rossi, per la scuola media Rossi già a luglio è terminata la realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio delle 2 palestre, nuovi bagni a servizio delle aule e nuovi magazzini per la scuola e il comune. I locali della mensa della scuola elementare di Nozzarego Basso sono stati tinteggiati. Dal punto di vista dei servizi, da lunedì si potrà subito beneficiare delle attività del prescuola e del pulmino. La primaria di Cogorno Cap e gli uffici dell'istituto comprensivo saranno temporaneamente spostati a San Salvatore, accanto all'altra scuola primaria e secondaria di primo grado all'interno del villaggio del ragazzo. Per agevolare le famiglie con bambini iscritti, il trasporto sarà effettuato con pulmini a carico del comune. In questi giorni si sono svolti sopralluoghi da parte degli amministratori nei vari istituti. A Lavagna, la nuova dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Valentina Dall'Aquila ha visitato la scuola dell'infanzia Colombo insieme ai consiglieri Elisa Vaccarezza e Luca Sanguinetti e all'insegnante Cristina Chiesa. A Recco il sindaco e gli assessori hanno verificato la conclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria all'istituto scolastico comprensivo che ospiterà 577 alunni. Lunedì sarà una prima assoluta per la rinnovata equipe del liceo scientifico ad indirizzo sportivo Gianelli di Chiavari, che ieri in una affollata assemblea, alla quale ha preso parte anche il vescovo, si è presentata alle famiglie degli alunni. Tutto è pronto dunque per il suono della fatidica prima campanella e auguri! Anche l'aspetto scolastico è al centro del patto sportivo educativo che Chiavari sta presentando in questo fine settimana. Questa mattina all'Auditorium San Francesco sono stati approfonditi diversi aspetti, dal fenomeno dell'abbandono da parte dei ragazzi alla carenza di strutture adeguate dove praticare sport.
Il patto educativo sportivo è un progetto del Comune di Chiavari partito a fine 2017 che prevede l'elaborazione, la condivisione e il rispetto di comportamenti corretti da parte di atleti, allenatori e genitori. In apertura della 2 giorni che la città dedicherà a tutte le discipline sportive ne sono stati approfonditi aspetti e peculiarità. Di sapere innanzitutto perché i ragazzi in una certa fascia d'età facilmente abbandonano lo sport in generale, per poi non riprenderlo più, per poi magari avere stili di vita un po' devianti, situazioni difficili che vanno a complicare comunque il loro percorso di vita. E soprattutto, e oltre questo, capire che cosa si può fare perché questo non avvenga. Attraverso un questionario distribuito ai ragazzi è stato possibile ricostruire le principali cause dell'abbandono, più frequente nella fascia d'età tra le scuole medie e le superiori. Il ragazzo, se ha tempo, se gli piace, lo continua a fare. Quelli che abbandonano proprio perché hanno poco tempo, perché hanno troppi impegni scolastici e anche perché hanno dei problemi con gli allenatori, no? Un focus particolare è stato dedicato agli allenatori, figura educativa di grande importanza. Certe volte certi comportamenti sono proprio sbagliati, non sono da educatori, invece siamo arrivati a un momento un po' di emergenza educazionale, no? Per cui l'allenatore deve imparare anche a essere educatore. Altro fronte è quello scolastico, un problema cronico è quello dell'assenza di strutture adeguate a promuovere attività sportive. Andare ad individuare quali sono le carenze che le nostre palestre in questa regione hanno, io lo so che ci sono, per cui questo è il messaggio che do. Approfondiamo questo aspetto, potrebbe facilitare non solo i cosiddetti normali a fare attività sportive in palestre che spesso non sono agibili nemmeno per loro, ma soprattutto ai disabili che studiano, che sono studenti, che poiché non possono accedere spesso a queste strutture vengono esonerati. Altro provvedimento da abolire e comunque da contrastare in maniera molto decisa. E domani scenderanno in piazza i rappresentanti di una quarantina di società per una festosa invasione del centro di Chiavari. La festa dello sport si svolgerà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sarà possibile assistere alle performance di atleti già affermati, ma anche cimentarsi nelle lezioni di prova che verranno proposte nel corso della giornata. A partire dalle 18 la premiazione in Piazza Fenice. Resta interdetto il passaggio del tratto di marciapiede di via 24 aprile a Lavagna sotto il palazzo del comune a causa della caduta di alcuni calcinacci dai terrazzi soprastanti. Il distacco si è verificato ieri sera attorno alla mezzanotte. Fortunatamente al momento del crollo sotto non era presente nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari che hanno transennato l'area, come vedete dalle nostre immagini, in attesa della messa in sicurezza del marciapiede. È caduta nel bosco mentre stava partecipando ad una gara podistica. È successo questa mattina ad una donna di 45 anni nel comune di Cicagna, in località Cassottana. La donna è stata soccorsa dal personale del servizio di emergenza sanitaria perché ha riportato la frattura di una caviglia. I vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari, intervenuti sul posto, hanno allestito una speciale barella per ambienti impervi. L'hanno trasportata nel bosco fino a sopra la strada e hanno calato la barella con tecniche alpinistiche fin nei pressi dell'ambulanza che poi ha accompagnato la donna al pronto soccorso. Un progetto ancora lacunoso che non convince per le sue molte criticità è quello del depuratore di Chiavari che dovrebbe essere realizzato nell'area della Colmata Mare a ridosso della scogliera. Le perplessità sono state sollevate dal comitato Giù le Mani dal fiume Entella che ha scritto in merito una lettera all'ATO e alla Regione chiedendo di fare chiarezza e di ritornare sulle proprie decisioni. Conoscere il prima possibile il progetto definitivo dell'impianto di depurazione che l'ATO, d'accordo con il Comune di Chiavari, ha intenzione di realizzare nell'area della Colmata Mare a ridosso della scogliera. Lo chiede in una lettera inviata anche alla Regione Liguria e al Comitato Giù le Mani dal fiume Entella, ribadendo la contrarietà a quel tipo di impianto e alla sua collocazione. L'ipotesi caldeggiata è quella di un potenziamento dei 2 impianti esistenti a Chiavari e Lavagna. L'associazione vuole una maggiore trasparenza nella gestione della pratica e se sarà quella la strada percorsa che vengano effettuate tutte le verifiche ambientali previste dalla legge. Diciamo che è difese a mare
innanzitutto determinano un'ulteriore alterazione dell'andamento delle correnti del Golfo del Tigullio che andrebbero studiate per poterne preventivamente valutare gli effetti e quindi l'incidenza. Inoltre opere del genere necessitano della valutazione ambientale strategica e probabilmente anche della valutazione di incidenza ambientale come documenti preventivi e i cui esiti sono importanti per determinare in maniera più compiuta la fattibilità di un progetto. Il Comune di Chiavari sembra orientato dunque verso un'ipotesi di comprensoriale tra Lavagna, Cogorno, Carasco e Chiavari nell'area della Colmata. Quali i rischi che voi denunciate e vedete in questo progetto? Basta pensare alla mareggiata di un anno fa, cosa è successo con i depuratori di Santa Margherita e di Recco. Per quanto è vero che sono previste delle difese a mare valutate dal sindaco di un costo superiore a 12 milioni di euro, ma anche la manutenzione di queste difese poi ricadrebbe da farsi probabilmente anno per anno, ricadrebbe sulle bollette degli utenti. Noi manderemo un'istanza appunto all'ATO e alla Regione proprio per evidenziare questi aspetti in modo che si ritorni ad una scelta più compatibile con il nostro territorio e che possa evitare con questi contenziosi che diventano poi inevitabili l'andare sotto sanzione per alcuni comuni, in primo luogo per Lavagna. Restiamo a Chiavari, il consigliere di minoranza Giovanni Giardini della lista Cambia con me Chiavari da tutelare sollecita una risposta da parte dell'amministrazione comunale sui piani previsti nell'area ex Italgas in via Trieste. Giardini si fa parte diligente delle istanze del comitato contro la cementificazione dell'area in questione e sottolinea l'impegno preso dalla Giunta di trovare alternative al progetto presentato dalla società Italgas. In particolare chiede di vigilare sulla correttezza del progetto in applicazione del piano casa, della presentazione della convenzione e il rispetto degli standard urbanistici. Novità in arrivo per il Free City Bus di Rapallo, il servizio progettato dal Comune in collaborazione con ATP per offrire una soluzione alternativa all'utilizzo dei mezzi privati in città. A partire da lunedì 16 settembre, in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, il servizio verrà rimodulato. Per quanto riguarda il percorso, viene mantenuta la sperimentazione estiva della fermata in via Betti, in prossimità del ponte dell'autostrada, mentre verrà ripristinata la tratta dello scorso inverno che arriva fino a via Ascesa e torna poi in centro passando per via Milano, piazza Cile e via Trieste. Il percorso, che è ad anello, parte da via Pietrafraccia ogni 30 minuti. Le navette rimangono 2 e gli orari di servizio sono dalle 10 alle 13:15 e dalle 15 alle 18:15. Oggi, solennità dell'esaltazione della Santa Croce, ricordiamo l'anniversario di ordinazione episcopale di Monsignor Alberto Tanasini, avvenuta il 14 settembre del 1996 nella cattedrale di San Lorenzo a Genova. Monsignor Tanasini oggi pomeriggio ha presieduto l'Eucarestia nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Borzonasca in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Cristo. La festa proseguirà domani alle 6 la messa dell'Aurora, alle 11:15 la messa solenne. Nel pomeriggio alle 17 la Santa Messa per gli anziani e gli ammalati, alle 20:30 i Vespri, la processione, la supplica e la benedizione. Domani alle 11 il Vescovo presiederà la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante, dove si venera la Santa Croce. Nel pomeriggio alle 15 il Vescovo accompagnerà Don Alberto Gastaldi all'ingresso nella parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri a Chiavari, di cui diventerà parroco. Cicagna si appresta a celebrare con particolare solennità Nostra Signora dei Miracoli. Domani mattina alle 10:15 l'effigie mariana restaurata sarà accolta sul piazzale della chiesa dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova. Alle 10:30 la Santa Messa, durante la quale verrà incoronata l'immagine di Maria e del Bambino. Al termine il saluto del parroco Don Mario Moltedo. Nel pomeriggio alle 17:45 il rosario e la Santa Messa con l'affidamento della parrocchia a
Maria. Festa di Nostra Signora del Ponte nell'omonimo santuario di Lavagna. Alle 8 la Santa Messa presieduta dall'abate Don Stefano Libini, alle 11 la messa solenne presieduta dal vicario generale della diocesi Don Stefano Mazzini. Alle 18:30 il Vespro, alle 19 la messa celebrata da Don Stefano Giupponi, alle 20 la processione mariana. Si è svolta a Rapallo la festa di fine estate, seconda edizione di questo appuntamento organizzato dalla parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio. Un pomeriggio di gioco insieme e di convivialità che ha riempito il lungomare di ragazzi e bambini di ogni età. La festa di fine estate della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo ha lasciato le mura della Casa della Gioventù per aprirsi a tutta la città e coinvolgere il maggior numero di giovani possibile. Gonfiabili, un calcetto per 22 giocatori, musica e animazione. In tantissimi hanno animato il lungomare divertendosi insieme ai catechisti e agli animatori della parrocchia. La novità grande è il desiderio di uscire, di aprire le porte, di non stare dentro alla Casa della Gioventù, per quanto sia un luogo familiare, bello per tutta la città, ma forse è troppo ristretto. Allora abbiamo detto perché non fare questa festa, che nella sua seconda edizione, non farla nella città e per la città, e quindi, come dice Papa Francesco, aprire le porte, una chiesa dalle porte aperte. E allora, anche grazie alla grande collaborazione del Comune, dell'amministrazione, siamo riusciti a fare questo evento, che naturalmente anche grazie allo spazio più grande e comunque anche in sintonia con quello che è la nostra vocazione, quindi alla dimensione sociale, educativa e ricreativa dei giovani e dei fanciulli. Quanto è stato importante secondo te il fatto di aprire le porte della parrocchia e portare comunque quello che è un ambito parrocchiale proprio al centro città, a tutte le persone? Per me la parrocchia è un punto di riferimento, quindi aprire le porte a tutti, magari perché tutti non vedono che sono inclusi, farli entrare secondo me è una cosa molto, molto bella, perché fa magari conoscere delle persone, fa fare amicizie e direi che è bello. Perché è importante questo evento? Allora, secondo me per stare con i bambini e poi per conoscere di più la gente che si è intorno. Qual è la cosa più importante da tenere a mente per stare insieme ai ragazzi? Allora, soprattutto il rispetto reciproco e il fatto che sono bambini e non adulti, e quindi farli giocare, farli divertire, quindi farli conoscere Gesù nel gioco. Le comunità parrocchiali di Moneglia si preparano a salutare il loro parroco, Don Massimiliano Pendola, che prenderà possesso della parrocchia di San Paolo in Pila sabato 5 ottobre. L'occasione per il saluto sarà la rappresentazione teatrale Il Mago di Oz, che sarà portata in scena domani pomeriggio alle 16 all'Auditorium Burgo di Moneglia. Nel giorno dell'anniversario dell'incoronazione della venerata immagine di Nostra Signora dell'Orto, la Società Operaia Cattolica omonima ha inaugurato la nuova sede, che si trova proprio accanto alla Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, uno spazio adatto alle attività associative e all'innesto di nuovi soci che possano portare linfa vitale allo storico gruppo di volontari. Quando abbiamo fatto i 130 anni dell'Operaia avevo detto che era indispensabile per il prosieguo della nostra società una sede, anche piccola, e un rinnovo generazionale. Ora mi pare che con questo abbiamo già fatto un passo importante, abbiamo un posto di aggregazione dove i soci possono venire e anche nuovi soci possono partecipare. Una società piccola, silenziosa, ma che lavora tanto e tanto fa sia per la Chiesa Cattedrale ma anche proprio per la città. Ma direi che interpreta un po' quello che è il suo presidente, perché a me piace essere sul campo, mi piace operare, sono così, è la mia natura e purtroppo alla mia età è difficile che si possa cambiare. Quindi la società è una società silenziosa ma operante. Quali gli auspici che il Presidente fa per l'associazione per il futuro? Gli auspici sono di progredire sempre di più. Ora facciamo due momenti importanti, il pane benedetto e la pesca di beneficenza, e mi auguro che
nuova linfa e nuovi soci abbiano altre iniziative, nuovo presidente, perché come ho già detto nel 2021 io non mi candiderò più, quindi perché io ritengo che nuove persone abbiano nuove idee e nuove energie. Certamente è una giornata importante per Chiavari, non solo per il mondo cattolico di Chiavari, ma per l'intera comunità di Chiavari. Una società che già viveva da 140 anni e che oggi con questa sede certamente aumenterà il servizio nella città di Chiavari. Se le società operaie cattoliche continueranno su questa ombra di cammino, certamente daranno ancora del frutto. Un rapallese di 37 anni, siamo alla cronaca, già conosciuto alle forze dell'ordine senza fissa dimora, è stato arrestato per rapina impropria, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha cercato di rubare della merce all'interno di un supermercato di Rapallo, ma è stato scoperto e fermato dal responsabile della sicurezza. Oltre ad aver aggredito quest'ultimo, il 37enne, una volta portato nella caserma dei Carabinieri, ha danneggiato la porta d'ingresso dello stabile con un calcio e ha tentato di aggredire i militari. È stato individuato e denunciato l'autore del furto di una bicicletta elettrica di proprietà di una ragazza di 19 anni di Genova, avvenuto lo scorso 15 agosto a Santa Margherita Ligure. Si tratta di uno straniero, 36enne, residente a Chiavari, pregiudicato, che è stato deferito in stato di libertà. I militari sono risaliti a lui analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. La bicicletta del valore di 1.200 euro è stata restituita alla proprietaria. Ora sfogliamo la nostra agenda per scoprire che cosa c'è in programma per la giornata di domani. Domenica 15 settembre sarà possibile effettuare la scalata al Santuario di Caravaggio a cura del gruppo podisti del Golfo Paradiso. È una manifestazione podistica di corsa in salita competitiva e non. Appuntamento alle 7:45 al campo di rugby all'uscita dell'autostrada di Recco. La partenza è fissata alle 8:45. Raccolta straordinaria di sangue dalle 8:30 alle 12:30 in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Sarà presente un'autoemoteca dell'Avis. Nel Parco Cuneo di via Tre Scalini a Rapallo avrà inizio alle 9:30 il secondo Memorial Franco Orio, un evento socio-sportivo culturale con dimostrazioni ed esibizioni delle società sportive. Alle 12 la messa, nel pomeriggio conferenza, gare, premiazioni e merenda per tutti. In occasione della solennità del Santo Cristo a Sestri Levante a partire dalle 12, degustazione di piatti tipici sulla piazza del Comune, fiera sulla passeggiata a mare sulla piazza della Basilica di Santa Maria di Nazareth per tutta la giornata. A Borzonasca, in occasione dei festeggiamenti per il Santo Crocifisso, alle 15 giochi in piazza per i bambini e dalle 18 concerto del duo voce e chitarra Lucrezia Crovo e Domenico Mottola. Sfilata di auto storiche a Rapallo, il ritrovo sarà alle 17:30 all'uscita del casello autostradale. Le auto saranno sistemate sul lungomare a partire dalle 18:30. È una iniziativa di The Best of Italy Race di Castellarpoto. Siamo allo sport, il calcio con un gol su rigore al 94esimo di Mancosu. La Virtus Entella oggi al Comunale ha conquistato il terzo risultato positivo dall'inizio del campionato di calcio di Serie B. Per i biancocelesti, al termine di una partita molto combattuta, la possibilità dunque di portare a casa altri 3 punti e il primato in classifica a punteggio pieno. All'ultimo respiro è proprio il momento dell'Entella, 3-3 per i ragazzi di mister Boscaglia che nel recupero battono anche il Frosinone grazie a un calcio di rigore realizzato da Matteo Mancosu, capocannoniere della formazione chiavarese con 2 centri in 3 partite. È stata una bella gara al Comunale davanti a 2000 spettatori, sono affrontate 2 squadre in salute, il Frosinone sembrava averne di più nella ripresa, ha avuto anche l'occasione del calcio di rigore ma Nikita Contini è stato superlativo nell'ipnotizzare Camillo Ciano quando la partita sembrava indirizzata sui binari del pareggio. Rigore per l'Entella, glaciale come sempre Matteo Mancosu che batte Bardi e regala 3 punti importantissimi all'Entella che sale a quota 9 in classifica in testa al campionato. Entella batte Frosinone 1-0. Oggi è andata bene, abbiamo parato un rigore con Nicky e poi è capitata a me l'occasione, sono riuscito a far gol, quindi
siamo contenti, 3 vittorie di fila e continuiamo così. Avete confermato l'ottimo momento di forma, la squadra ha giocato molto bene nel primo tempo, si è un po' abbassata senza però schiacciarsi nella ripresa quando il Frosinone ha cercato il gol e poi nel finale però sembra averne un po' di più della squadra ciociara. Sì, è vero, hai analizzato benissimo la partita, il primo tempo abbiamo fatto un gran primo tempo a mio avviso, il secondo tempo ovviamente il Frosinone è venuto fuori perché comunque è una squadra tra le papabili della vittoria del campionato finale, quindi un po' ovviamente ci aspettavamo questo loro ritorno, però senza andare in tilt oppure abbassandoci troppo nella nostra area, ma comunque qualche ripartenza pericolosa l'abbiamo avuta e poi nel finale è arrivato questo rigore che ci ha permesso di vincere. A me oggi piace dire che la squadra ha fatto secondo me un grandissimo primo tempo, secondo tempo loro hanno premuto sull'acceleratore, la loro grandissima qualità è venuta fuori, ci hanno messo in difficoltà andando spesso sia sugli esterni che dentro il campo e noi abbiamo tenuto botta. Oggi la grande risposta della squadra è stata questa, che abbiamo tenuto botta nel momento difficile, nel momento in cui dovevamo tenere botta e poi però alla fine succede che se stai in partita, se ci credi fino alla fine, noi abbiamo avuto quella palla di Manuel dove abbiamo tra virgolette reclamato rigore, subito dopo rigore di Crimi, quindi se sei in partita ci può stare che poi la puoi vincere, naturalmente devo dire che il Frosinone ha fatto la sua gran bella partita. A noi non basta giocare bene, noi dobbiamo avere cuore, gamba, forza, aggressività, voglia, concentrazione e dobbiamo anche giocare bene, dobbiamo essere bravi tatticamente, bravi tecnicamente, dobbiamo avere una grande fisionomia, ma questo non basta. In Serie B non basta, perché in Serie B poi l'episodio ti fa cambiare la partita e ti mette alle corde, diventi nervoso perché mancano pochi minuti, perché non riesci a sbloccarla e diventa dura per tutti quanti. Quindi veramente per vincere la partita in Serie B devi avere tanto altro. È in distribuzione il libro del centenario della Lavagnese Calcio, un secolo bianconero. Questo è il titolo del volume edito dalla Geo Edizioni, scritto da Gianluigi Raffo e Carlo Fontanelli. Si può trovare alla segreteria dello Stadio Rivoli e in edicola a Lavagna, oltre che in alcune librerie di Lavagna e di Chiavari. Ora parliamo di vela perché proseguono le iniziative dello Yacht Club di Chiavari dopo i corsi di vela estivi. Con la Coppa Giorgio e Lella Gavino si apre il campionato vela d'autunno. L'evento animerà per tutto il weekend le acque di Chiavari. Con la Coppa Giorgio Lella Gavino si riapre per il 4º anno il campionato vela d'autunno. La Coppa è la prima prova, seguirà poi la dall'Orso, che è una regata stupenda, e la regata sociale a metà ottobre. Questa edizione prevede circa 30 imbarcazioni suddivise nelle classi Orc, IRC e Libera e speriamo di avere buon tempo e buon vento. Ci sarà anche comunque una competizione per la classe J80? Abbinata c'è la Coppa J80 che partiranno insieme alle altre barche ma avranno una classifica separata in modo da fare la classifica dei J80. Come dicevo fa anche parte della Coppa Jeannot, quindi ci sarà una classifica anche per le imbarcazioni Jeannot che partecipano anche loro al campionato vela d'autunno e avranno una classifica finale tutte insieme. Non solo regate per lo Yacht Club di Chiavari, che quest'estate ha organizzato corsi di vela mattutini per i bambini fino all'ultima settimana di agosto. Com'è andata la scuola vela? Diciamo che la stagione è incominciata la seconda settimana di giugno, abbiamo superato le 160 presenze dei ragazzi, dai più piccoli di 6 anni ad un'età media di 16-17 anni e siamo riusciti a fare un corso base per i ragazzi, portando anche alcuni adulti sui cabinati. In programma ci sono altre iniziative? Allora, adesso come iniziative per l'inverno stiamo progettando un calendario per proporre ai genitori dei bambini che hanno frequentato i corsi estivi per iniziare dei corsi di miglioramento per andare in barca invernali.
Una mostra di foto e cimeli per ricordare Alberto Massucco, giovane campione di ciclismo nato a Casarza Ligure, a 40 anni dalla sua prematura scomparsa, avvenuta a soli 21 anni, il 14 luglio del 1979. È stata inaugurata questa mattina nel centro espositivo Il Cubo di Piazza Mazzini a Casarza Ligure, alla presenza delle autorità cittadine e di tante persone. In mostra, oltre alle foto, le tante maglie vestite dal giovane campione, arrivato al terzo posto nei mondiali di ciclismo disputati a Losanna, le coppe vinte e le sue biciclette. L'esposizione resterà aperta nel fine settimana con orario dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. La nostra informazione ritorna lunedì mattina alle 7:30 con il buongiorno di Telepace. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e buona domenica.